cioè, la grafia la tralascerei. La grafia la tralascerei. Il fatto che il Veneto venga riconosciuto davvero, è il trampolino perché venga riconosciuto il popolo, perché venga riconosciuto la nostra tradizione. E questa è la cosa che dobbiamo portare avanti. Sì, perché giustamente come dice Zaia, perché cioè, in Friuli, in Friuli, in Trentino, in Val d'Aosta, cioè, loro possono fare, cioè, visto che qua c'è un residuo fiscale di 22 miliardi di euro, cioè, voglio dire. Sul residuo fiscale sto scrivendo una cosetta. E non sono bricioline proprio. Sì. Sul residuo fiscale sto scrivendo una cosetta che potrebbe anche essere intelligente, non lo so. Poi qua abbiamo un politico di professione, di quelli veri, cioè quelli sazi che magari si immagino più. Perché beh, questa cosa, che i soldi di un territorio, le entrate fiscali di un territorio, o almeno parte, finiscano in una qualsiasi capitale, diventino soldi di nessuno e vengono destinati come soldi che spende la capitale, a me non piace. È una roba che ritengo abbastanza particolare, cioè, ma come non li spendono, li rubano. Ma no, ma poi, allora, te cado usare i veneti per fare combini dall'altra parte, per garantire i voti, per garantire non va bene. Allora, prima roba, se mi sono azienda veneta e te mi fotti 3-4 milioni di euro all'anno di tasse, cioè, mi te li do. Ok, 1 milione e mezzo rimane in Veneto, sono contento. Quell'altro mezzo dove fate? Sa cosa? Vuoi avere la gestione? Scusi, li pago me? Non ho capito. E poi, e perché ad andare così lontano? Se va così lontano, cioè, noi vogliamo una roba spalmata, cioè, il residuo fiscale bisognerà che sia, non se ma bisognerà che sia, facciamolo chilometrico. Cioè, se arriva a 150 km dal Veneto te ne ga X, se arriva a 200 te ne ga metà, se arriva a 300 te ne ga un quarto. Cioè, è così, ma perché? Perché così si ampliano le aree di produzione. Così si ampliano le aree di produzione, si ampliano le aree di ricchezza. Se mi li butto dall'altra parte del mondo, cioè, finisce là, che è ipoteca aperta, come si suol dire. Cioè, invece se io riesco a ampliare le aree di produzione mie, amplio l'area di ricchezza e ampio anche l'imponibile dell'anno dopo. O dopo 5 anni, insomma, cioè, ma a distanza, a fasce. Magari. Come si fa con la benzina ai confini a Trieste? Più distante sono dai confini, più te paghi la benzina. Stessa roba per il residuo fiscale, cioè che non ad andare ovunque, così, poi ti vuole e non si schede nessuno. No, i soldi sono soldi, l'imposta fiscale che ci viene imposta, ma deve rimanere il più vicino possibile. Ma perché così il territorio che è riuscito a produrre quell'imposta avrà vicino qualcun altro che avrà un'agevolazione e crescerà e piano piano il territorio che produce imposta si amplia. No, se è difficile insomma, se è una roba UFO. No? Ma lo Stato italiano mai ti permetterà. Sì, è ovvio questo. No, perché mica arriva così, arriva non se da mettere su una formula, se finisse là, no? È ovvio che tanto con la Sicilia se sotto i 5 miliardi zappa è finita là. Però ci vorrebbe una distribuzione di prossimità, chiamiamola così. Quando avremo il potere poi Quando abbiamo il potere non gli diamo più uno. È chiuso, scusatemi. Se ce la vengono a domandare e sono gentili, posso dire che no. Perché comunque, ragazzi, il popolo veneto è di sicuro un popolo egoista, non è di sicuro un popolo che non è solidale, non è di sicuro un popolo che è razzista, o non è di sicuro un popolo che è avido. È comunque un popolo produttore, un popolo lavoratore, siamo persone che cercano di fare e cercano di fare per fare bene di tutti, per cui se c'è qualcuno che sta bene, siamo sempre stati i primi ad aiutare, siamo sempre stati i primi e continueremo ad esserlo, però adesso diamo noi. Cioè, mi prendi per il culo una volta, ma non continui a prendermi per il culo ogni anno. Questo è Nel 1266. Una volta va bene, ma basta. Vabbè, questa è... Il percorso è lungo. Le strade sono delineate. Quello che dice il buon Piero Pazzi
Ma dove sei? Purtroppo corrisponde al vero, si arriverà all'obiettivo, ma più per demerito altrui che per merito nostro. E questa è una cosa che mi secca, cioè, perché comunque vorrei che fosse merito nostro. La lotta per la libertà Hai è visto sempre Gardito? una lotta, Sei andato? Madonna. sei sempre vincente. E dopo ti racconto. Puoi perdere, però stai sempre vincendo. Questa è una roba che da fare. Purtroppo quando otterremo il risultato sarà per demerito Abbiamo degli altri che non sono capaci, cioè, sono un branco di cose. L'ho segnato. Signori, vi ringrazio. Grazie. Grazie.